Decreti buttati. Rieccoci, primo Sito e Pares, appuntamento del lunedì, mercoledì, gruppo TV7, come di consueto vi ricordo che siamo in diretta anche sulla pagina Facebook. Prima nel collegamento con Diego Zed mi sono dimenticato, prendo io la responsabilità di fare una domanda. Elisabetta l'ha raccolta, vuoi spiegare, Elisabetta? Sì, volevamo sottolineare insomma, che l'altruismo, la solidarietà dei gestori di ZED che una volta scoppiata l'epidemia hanno subito messo a disposizione il Gran Teatro Geox a Padova e il Gran Teatro Morato di Brescia a disposizione dei rispettivi sindaci in caso di bisogno. Ecco, quindi però al momento non sono state ritenute le strutture appropriate, insomma, e neanche ce n'è più di tanto bisogno e quindi la cosa è un po' decaduta. Però diciamo che la generosità di Zed si è dimostrata anche in questo momento difficile, quindi complimenti ancora e di nuovo alla Zed. Denis, non ci capisco più nulla o sono molto lenti, non mi ricordo più se ho i messaggi, so che ho il collegamento con Parigi, però abbiamo dei messaggi prima oppure no? Il collegamento, allora andiamo collegato, abbiamo Marino Bertolini che vive a Parigi, è un italiano con tutta la famiglia, si è trasferito lì per lavoro, è anche un amico, quindi lo saluto e lo ringrazio della sua disponibilità. Buonanotte, buonasera Marino. Buonasera a tutti i telespettatori e buonasera Giorgio. E allora Marino, da quanti anni vivi a Parigi? E noi ci siamo trasferiti circa 4 anni fa. Ecco, dimmi come si vive questo momento lì a Parigi, che è una città importante, con i francesi che sono diventati, come diceva giustamente Alex Case, per il momento nostri amici? Ma guarda, qua a Parigi, diciamo da ormai direi più di 10 giorni, stiamo vivendo il momento esattamente come lo stanno vivendo, credo, in Italia, perché il presidente Macron 10 giorni fa ha fatto un discorso diciamo di oltre mezz'ora in cui diciamo, ha ovviamente elencato tutte le problematiche e ha fatto diciamo, appello al senso civico e ha descritto la situazione che ovviamente andava sempre più peggiorando. E quindi da quel momento diciamo, hanno iniziato a mettere in piedi tutte le misure restrittive come in Italia e quindi diciamo come tutti siamo confinati in casa da ormai 2 settimane e siamo ovviamente sia io che mia moglie stiamo lavorando in smart working, ma noi siamo anche forse fortunati perché possiamo permetterci questo tipo di lavoro e i ragazzi ovviamente stanno ormai facendo lezione da oltre 2 settimane solo online e quindi siamo in casa. Ecco, senti, tu dove abiti esattamente a Parigi, in che zona? Noi abitiamo in una, diciamo, in una zona abbastanza centrale, vicino alla Torre Eiffel a Champ-de-Mars. Vabbè, quindi dove c'è anche movimento, vedere la città deserta, non so, quando esci nel fare la spesa, se vedi appunto la città deserta, quanta strada potete fare quando uscite da casa vostra rispetto qui che si possono fare 200 metri. Ecco lì a Parigi com'è la situazione e se avete le mascherine quando uscite e come vi organizzate insomma? Allora, come in Italia, anche qui ci sono delle restrizioni nel muoversi. Diciamo, puoi muoverti massimo 1 ora al giorno entro 1 chilometro. È permesso ovviamente portare il cane a spasso per chi ce l'ha, ma anche fare la corsetta, rimanendo sempre all'interno di 1 chilometro. Dopodiché è permesso ovviamente andare a fare la spesa, ovviamente compilando appositamente l'autocertificazione e indicando nello specifico l'ora. Quindi c'è un po' più di flessibilità per chi va a fare la spesa. Dopodiché tieni presente che il controllo della polizia qui è molto stretto e quindi trovi, a me è successo personalmente di essere fermato nell'ora e 20 che sono uscito, trovi poliziotti in macchina, trovi poliziotti in moto, a piedi e ieri ho visto anche polizia a cavallo. Inoltre, notizia di questa sera, anche tutte le reclute e quindi le persone che stanno diciamo, intraprendendo la carriera diciamo, di poliziotto sono stati messi in campo per continuare a controllare diciamo, l'obbligo del rispetto di queste
nuove regole e sensibilizzare la popolazione nell'applicarle. Ecco Marino, per quanto riguarda la sanità? La sanità, allora intanto tieni presente che rispetto all'Italia qui la sanità è una sanità nazionale, quindi il virus ha iniziato ad espandersi nel nord-est della Francia e poi inevitabilmente è arrivato sull'Île-de-France, quindi Parigi e provincia. E ovviamente la maggior parte dei posti letto per la rianimazione è concentrata a Parigi, però avendo una gestione nazionale da alcuni giorni hanno organizzato lo Stato 2 treni al giorno che vengono trasferiti nelle varie regioni per trasferire i malati, in modo tale da liberare posti letto a Parigi e nell'Île-de-France. E sono molti quelli che vengono trasferiti via treno? Beh, dipende dalla capacità dei treni, ci sono 2 treni al giorno, da quello che ho visto. Mica pochi, cioè che vanno via da Parigi, insomma ci sono abbastanza persone che hanno questo virus, insomma anche a Parigi mi sembra di capire. A Parigi sì, a Parigi sta salendo molto, ovviamente le strade qui sono vuote e molte persone già appunto un paio di settimane fa si sono tutti trasferiti, chi può ovviamente, in case di campagne o da amici fuori Parigi. Ecco, lì possono farlo, qui no. Senti, l'ultima Marino, e ti ringrazio ovviamente per la tua disponibilità. Qui in Italia ovviamente lo Stato ha messo a disposizione dei bond per gli imprenditori, 600 euro al mese, per i privati, per chi ha bisogno, pochi, ma ha messo a disposizione. Lì Macron cosa ha fatto per le aziende e le attività chiuse? Ma guarda, questo è una cosa di cui io sono stato colpito personalmente, perché nel primo discorso che lui ha fatto 10 giorni fa, non solo il discorso è durato mezz'ora, è stato fatto alle 8 di sera, tutto a braccio, ha avuto un'impronta molto europea, cioè non ha parlato di un problema solo francese, ma ha parlato di un problema europeo e quindi ha detto che tutta l'Europa in qualche modo deve reagire, ma poi soprattutto ha immediatamente detto alla popolazione che potevano smettere di pagare l'affitto, potevano smettere di pagare le bollette e per chi ne avesse effettivamente necessità potevano smettere di pagare le tasse e i contributi. Ha fatto un richiamo specifico agli artigiani e alla piccola e media imprese ed inoltre qualche giorno fa ha fatto un nuovo appello parlando ad esempio delle donne di servizio e dicendo che tutta la popolazione che ne ha necessità può fare ricorso alla chômage, che è una sorta di cassa integrazione per la quale lo Stato riconosce l'84% del salario netto. E quindi questa sua attenzione alle piccole categorie, a degli spaccati della società che ovviamente sono più in difficoltà, questo per me è un elemento di abbastanza distinzione, almeno da quello che capisco io, tra Francia e Italia. Perfetto, grazie Marino, grazie della disponibilità. Saluta la signora anche e buonanotte. Grazie a te. Lì vanno bene dappertutto tranne che qui in Italia, qui danno tutti i soldi, io non so perché qui in Italia c'è sempre questo problema, saremo anche poveri, però è così. E poi vengo a parlare di questo perché poi vorrei parlare anche delle case di riposo un attimino. Però andiamo a vedere il servizio di Denis Maran che riguarda Rotary, perché Rotary è un'associazione molto importante che è a disposizione del prossimo, è sempre presente nei momenti di difficoltà. Vediamo il servizio, poi ci racconterà Alex cosa stanno organizzando. Vediamo. 500.000 euro per supportare il territorio nell'emergenza coronavirus. L'importante contributo arriva dai club Rotary che si sono mossi con progetti ad hoc per intervenire nelle situazioni di necessità. Il distretto 2060, che riunisce i club di Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige, ha acquistato 150.000 mascherine per medici e volontari e 18 ecografi da destinare alle strutture ospedaliere. Ma si sono attivati con iniziative di solidarietà anche i club della provincia di Padova. Si tratta dei Rotary Club Abano Montegrotto, Campo San Piero, Città
Cittadella, Cittadella Alta Padovana, Este Montagnana, Padova Est, Padova Nord, Padova Euganea, Padova, Padova Contarini, Rovigo e Club Peronesco di Padova, ai quali si è unito anche il Rotary Club Rieti. Diversi sono stati gli ambiti di intervento. Sono stati acquistati dispositivi di protezione individuale come gel disinfettanti, maschere filtranti e guanti monouso, che sono stati distribuiti a case di cura, istituti per anziani e alle caserme regionali delle forze dell'ordine. Non solo, è stato acquistato anche un macchinario che consentirà al laboratorio di virologia dell'azienda ospedaliera di Padova di portare la capacità di processare tamponi a 10.000 al giorno. Inoltre è stata attivata una raccolta fondi a favore della centrale operativa provinciale del 118 di Venezia Mestre. Diverse strumentazioni sono state poi reperite a favore dell'ospedale di Schiavonia: un ecografo, 6 sistemi infusioni pompa siringa, un monitor per la valutazione emodinamica mininvasiva, un sistema per la verifica della punta dei cateteri venosi centrali e 2 monitor multiparametrici da trasporto. 500.000 euro totali quindi, ai quali sono stati aggiunti degli altri service di supporto al territorio. Il Club Cittadella Alta Padovana ha attivato il servizio La Tua Voce Amica in collaborazione con il comune di Cittadella per aiutare le persone fragili e sole in questo periodo di isolamento. Il Club Padova ha provveduto all'acquisto e al trasporto di medicinali a domicilio per persone in difficoltà. Infine, il Rotary Club Padova Euganea si sta attivando per mettere in piedi un service di supporto psicologico da offrire a medici e familiari di persone colpite da coronavirus. Alex, Rotary sempre in prima linea per beneficenza, per solidarietà, siete sempre pronti, tu ne fai parte, quindi chi meglio di te può raccontarci cosa state organizzando e cosa organizzerete? Sì, c'è da fare forse una precisazione. Abbiamo voluto dare l'accento a quello che sta facendo la provincia di Padova, Giorgio, perché Padova quest'anno è capitale del volontariato. In realtà il Rotary tutto si sta muovendo, quindi moltiplicate per il numero delle province del nord-est, se vogliamo parlare del distretto del nord-est, il 2060, quello di cui anche noi facciamo parte, questo tipo di intervento, perché abbiamo visto Trieste, abbiamo visto Venezia, abbiamo visto Vicenza, abbiamo visto Verona, abbiamo visto anche il Trentino Alto Adige, come il resto del Friuli, cioè tutte le province stanno lavorando insieme a gruppi di club per cercare di far fronte a questa emergenza. E come spesso fa diciamo, l'imprenditore, perché il Rotary è un club di imprenditori e professionisti, tende a farlo e non farne troppa pubblicità. Oggi invece noi abbiamo detto no, dobbiamo raccontarlo. La gente ha bisogno di sapere, ha bisogno di messaggi positivi. È un po' il discorso per cui abbiamo parlato di Totaro, della sua bella iniziativa con i ristoratori di prima. Dobbiamo far vedere che ci stiamo dando una mano tutti quanti, non è soltanto questione di restrizioni, non è soltanto coercitivo, ci sono delle attività positive. Il Rotary vuole essere anche questa testimonianza. In questi giorni ricevevo un sacco di telefonate, io come sai sono il presidente della comunicazione per il nord-est del Rotary e quindi chiedevano a me cosa sta facendo il mio club, cosa sta facendo il Rotary, cosa sta facendo il distretto che racchiude 90 club, siamo 4.500 soci. E allora abbiamo voluto raccogliere un po' di informazioni e trasferire un pezzettino di quello che il Rotary sta facendo, perché sono tante iniziative che nell'insieme faranno la differenza. C'è una parte di gestione dell'immediato, i dispositivi di protezione individuale, le mascherine, i guanti, i camici. Abbiamo addirittura degli amici del club di Padova Contarini che si stanno ingegnando per costruire cappucci e calzari, perché abbiamo visto che mancano e chiedevano come si possono fare certificare per poterli dare negli ospedali e li danno ovviamente gratuitamente. Ma uno dei grandi temi che il Rotary adesso sta affrontando è il dopo. Sentendo in prima persona la crisi economica, perché gli imprenditori sono i primi ovviamente che insieme a tanti altri insomma, la stanno vivendo, stanno pensando quale può essere l'iniziativa che può fare il Rotary per intervenire sul territorio e dare una mano in questo, nel dopo. Chiaramente il Rotary, ci tengo sempre a dirlo, non è l'unica associazione, così Lion, Soul Optimist e ce ne sono veramente molte altre che stanno cercando di intervenire e lo stanno facendo molto bene. Quindi direi un plauso e un bravi a tutte queste persone che stanno lavorando insieme. Cerchiamo. Questa è una raccomandazione che faccio sempre a loro, dite quello che state facendo, è un bel messaggio, è un messaggio positivo, c'è bisogno di positività. Qualche volta vediamo la gente che oggi c'è il sole e si sente già più rinfrancata, vanno via un po' di nuvole, veramente ti vanno via le nuvole dalla testa, è quello che diceva prima la psicologa, diamoci degli obiettivi e raccontiamo cose belle che stanno succedendo, ci dà
respiro. Pensiamo a quelle persone che sono chiuse in 40 metri quadri, magari con la moglie o il figlio e non hanno neanche un poggiolo. Sentire che succedono cose belle dà veramente vita, dà speranza. E Rotary è sempre vicino a tutte queste iniziative, è una battaglia che fa da anni tutte Rotary, là, in tutte le varie associazioni, che tu sei stato bravo a unirle tra di loro. Una volta c'era un po' di antagonismo, usiamo questo termine, però tu sei stato bravo a unirle per il bene di tutti e anche ovviamente attualmente in questo momento per il bene di chi ne ha assolutamente bisogno. Andiamo in pubblicità, poi gli anziani, poi andiamo dagli albergatori, perché davvero lì la situazione è drammatica. Tra poco.